Sì, allora possiamo dire che c'è stata una defaillance iniziale dovuta a delle nostre disattenzioni che hanno precluso, diciamo, le nostre iniziative che avevamo portato qui a Ciampino. Ovviamente partendo già con un 3-0 al primo tempo la situazione era un po' degenerata rispetto alle aspettative, però poi, diciamo, il secondo tempo ha dimostrato che con 4 pali, una traversa, insomma, la squadra c'era, e questa è un po' purtroppo la vita, insomma, in generale il campionato ha dimostrato che le occasioni fanno i punti.
Diciamo che poi in generale comunque le occasioni hanno dato a loro i 3 punti, noi ovviamente abbiamo provato a ribaltare la situazione nel secondo tempo, però ovviamente era già compromessa. Diciamo. Poi diciamo che ci siamo un po' adagiati sugli allori perché ultimamente comunque stiamo andando bene, un buon calcio, facevamo buon futsal e purtroppo quando paghi delle disattenzioni ovviamente comprometti l'intero campionato e tutto quello che fai durante la settimana. Che il campionato nostro è stato denotato molto da pali traverse, occasioni, insomma, rigori sbagliati e disattenzioni nostre che hanno agevolato gli altri. Diciamo per onor del vero siamo stati agevolati da delle loro disattenzioni che ci hanno messo la partita ovviamente in discesa. Sì, infatti è un periodo che diciamo, stiamo ottenendo i risultati, ovviamente dal punteggio si nota un sacrificio anche soprattutto nella fase difensiva, cosa che prima veniva meno, eravamo molto bravi con la palla tra i piedi e meno senza palla, ora stiamo lavorando molto sui dettagli e i risultati, lo score partita dopo partita dimostra questo. Sì, no, più che altro andiamo in casa dei più forti, dei primi in classifica e quindi tanto rispetto ma grande voglia di provare a portare i 3 punti a casa, anche se non è facile, noi ce la metteremo tutta, giocheremo a viso aperto per vincere la partita.